23 giugno 1894, una data importante per lo sport, perché proprio in questo periodo, o meglio in questa data, è stato fondato il Comitato Internazionale Olimpico, voluto, pensate, dal barone Pierre de Coubertin, definito uno dei padri fondatori dei Giochi Olimpici dell'era moderna. Infatti il suo obiettivo, e soprattutto l'obiettivo della fondazione di un movimento, era pensare che lo sport fosse uno strumento di comunione tra i popoli, però per fare questo bisognava assicurarsi che gli sport fossero, o meglio si attenessero a delle regole, a dei valori comuni, e per questo è stato istituito il Comité International Olympique. Vi sto parlando di questo perché è un periodo in cui si parla parecchio di Olimpiadi che andranno ad interessare soprattutto la nostra regione, perché con l'inizio dell'anno 2026 apriranno i Giochi Invernali Olimpici Milano-Cortina. Ci saranno infatti delle manifestazioni, delle gare che coinvolgeranno anche la nostra regione. In particolare poi, oltre a tutte le gare che vedremo legate agli sport invernali e alle città della nostra regione, vedremo la chiusura dei Giochi Olimpici che si terrà nella splendida cornice dell'Arena di Verona.